Qui siamo in una cava che è diventata una discarica e la gente si comincia a lamentare. Sempre siamo negli fine anni 70, inizio anni 80 e vorrei vedere con te queste immagini perché colpiscono, anche perché quest'area, ve lo dico subito, è alle porte di Silea ed esiste ancora. È un'area ovviamente che adesso è stata probabilmente coperta, spero anche bonificata, perché le immagini che tra un po' si vedranno raccontano da sole che cosa veniva buttato dentro in queste cave che poi diventavano discariche. Il tema delle discariche come lo affrontavate voi in redazione, visto che poi eravate gli unici che potevano affrontarlo anche con le immagini? Beh, quello dell'ambiente sicuramente non come oggi, non come negli ultimi anni, era comunque un tema. E la sensibilità era inferiore, la sensibilità del pubblico, di tutti noi era inferiore. Guarda cosa c'è, e questo è tutto percolato, tutto percolato, sì. E non c'era vasca, non c'era niente, cioè noi adesso ci lamentiamo tanto della terra dei fuochi, però poi ci dobbiamo domandare come mai, guarda la botte Che dove raccoglie... va a scaricare e cosa c'è lì dentro.